A San Bellino, in provincia di Rovigo, vive un'eccellenza artigiana conosciuta in tutto il mondo. La vetreria d'arte Tomanin Sandro e Fratelli, nata dall'anima artistica del suo fondatore, l'artista originario di Gaeta e trasferitosi a San Bellino, Sandro Tomanin. Da 37 anni lavoriamo nel settore delle vetrate artistiche, per cui facciamo vetrate legate a piombo, dipinte cotte a fuoco con la tecnica antica, proprio quelle delle vetrate medievali, ma anche lavori più moderni con la tecnica della sabbiatura, illuminata con i LED, complementi d'arredo, oggettistica, articoli di regalo e tante altre cose. Particolarità che tutto viene progettato e realizzato completamente a mano qui da noi. Facciamo chiaramente anche vetrate a soggetto sacro. Uno dei lavori più importanti che abbiamo realizzato, cui abbiamo lavorato 3 anni, si tratta della riproduzione delle 3 vetrate di facciata della cattedrale di Chartres, che adesso sono esposte nella chiesa di Presciane, a 3 chilometri da San Bellino. Lavoro monumentale, ripeto, abbiamo lavorato 3 anni e sono riproduzioni fedeli delle più importanti vetrate gotiche. San Bellino, 1000 abitanti, può essere un valore aggiunto lavorare in una città così piccola o no? Sicuramente per quanto ci riguarda lavorare in un paese piccolo con una dimensione umana che non è quella delle grandi città è un valore aggiunto. È anche vero però che ci penalizza dal punto di vista commerciale perché chi non viene materialmente a San Bellino non si rende conto della qualità dei nostri prodotti, è difficile farla percepire da video, da altre forme di comunicazione perché l'emozione che danno dalla visione diretta credo sia unica e bisogna provare. Questa è la tecnica della sabbiatura, che è una tecnica di incisione del vetro che sfrutta il potere abrasivo della sabbia, che spruzzata contro il vetro con una certa potenza arriva a scavarlo, inciderlo in profondità, illuminandolo poi il vetro con dei LED si ottiene questo risultato. Ecco, uno dei lavori più importanti che abbiamo realizzato con questa tecnica nel 2010 all'Hermitage di Monte Carlo, che è uno dei più bei alberghi del mondo di proprietà dei Ranieri, dove tra l'altro ha fatto il rito civile del matrimonio nella Sala Eiffel. Ecco, lì abbiamo realizzato un vetro di 3,5 metri per 2,80 metri, tutto fatto con questa tecnica illuminata e che abbiamo l'orgoglio di dire è stato fatto a San Bellino. Questa è la tecnica delle vetrate antiche, per cui i vetri vengono dipinti con degli ossidi metallici chiamati grisaglia, tutto è dipinto in punta di pennello, in questo caso sono riproduzioni da incisioni di Dürer e che poi vengono completate con delle cornici preziose per lavorazione per materiale. Il risultato finale è questo e penso di poter dire sono cose di un certo livello, di un certo valore. Ecco, qua subentra anche la tecnologia o c'è proprio arte quasi esclusivamente la mano dell'artista? Questo è tutto dipinto a mano, per cui l'incidenza della qualità pittorica è fondamentale. Una buona pittura garantisce un buon lavoro e non c'è verso di poter supplire con la tecnologia. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale che adesso si sta adoperando, sbandierando, nel nostro caso non qualifica, non valorizza di una virgola il nostro lavoro, che è fatto di abilità manuale, di esperienza, di tutta una serie di fattori che nessuna intelligenza potrà mai garantire. Ecco, le chiedo, fare un'opera così, qua siamo davanti a un 35 per 40 centimetri, quanto tempo ci mettete? Allora, la formella centrale, ripeto, è una riproduzione o incisione di Dürer che può richiedere, lì importante anche la mano del pittore chiaramente, ma non è tanto poi un problema di quante ore, ma o lo sai fare o non lo sai fare. E soprattutto il livello qualitativo. Se non si valuta, se non si apprezza questo, anche se oggi ormai è l'unico elemento diventa il basso costo, se non valutiamo la qualità del lavoro noi abbiamo perso in partenza. Come ha cominciato lei? Allora, io ho una formazione classica, accademica, pittorica e casualmente da alcune commissioni che sono state fatte da alcune vetrerie locali ho iniziato ad accostarmi alla lavorazione del vetro. Da autodidatta e un po' alla volta
fino ad arrivare, ecco, alle produzioni che stiamo realizzando. L'ho anticipato prima, Nemo profeta in patria. E si sente un pochino poco profeta in patria. Non cito le personalità che sono passate da San Bellino e tanto più alto è il livello delle personalità e tanto più è lo stupore nel trovare a San Bellino una realtà come la nostra. Sì, anch'io faccio difficoltà a spiegarmi, a capire come sia possibile, però ecco, forse una cosa che paghiamo è il fatto di non essere legati a niente, a nessuno, nessuna associazione, nessun partito politico, nessuna... ecco, forse questo sicuramente un po'... Ma questa è un'altra storia. Ma questa è un'altra storia. Questo è uno degli antelli che stiamo riproducendo, è la quarta vetrata della Cattedrale di Chartres che stiamo riproducendo, e dopo aver realizzato il cartone, che è il disegno preparatorio che definisce la forma della vetrata, vengono tagliati i pezzi di vetro soffiato colorati, secondo quello che il cartone detta, per colore e per forma. La vetrata è un mosaico composto da pezzi di vetro di colore diverso, che vengono tagliati a giusta misura, dipinti, perché ecco, questa è una testa che è stata tagliata con del vetro soffiato rosa, ma che poi andrà dipinta con degli ossidi metallici, detti grisaglie, che verranno cotti a fuoco ad alta temperatura in maniera da fissare il pigmento sul vetro in maniera definitiva. Ecco, dopo la pittura, i pezzi vengono, sono questi, ecco, questa è la testa che prima abbiamo visto, già dipinta. Ecco, e quindi voi fate un lavoro pezzo per pezzo. Pezzo per pezzo. Ecco, tutte le tessere poi vengono legate insieme con dei profili di piombo che hanno una sezione ad H in cui il vetro va ad incastrarsi da una parte e dall'altra, seguendo il disegno sottostante del cartone, vengono tenute insieme, legate dal profilo di piombo, che verranno poi saldate nelle congiunzioni, tenendo insieme il tutto. Il risultato finale in forno va prima della legatura, perché le temperature di 650 gradi chiaramente fonderebbero il piombo e invece il vetro a 650 gradi rammollisce, il pigmento, la grisaglia si fonda grazie anche al basso fondente che contiene sulla superficie del vetro e praticamente si aggrappa in maniera indelebile. Il vetro è colorato in pasta, cioè significa che le lastre, che sono queste, noi le acquistiamo già soffiate perché richiederebbero, vengono tagliate a pezzi e dipinte. Adesso poi ti faccio vedere, vieni pure. Questo è il disegno preparatorio, il cartone, questa è la tessera di vetro. Appoggiando sul cartone e con questa che è la grisaglia, che è quell'ossido di piombo, andiamo a ricalcare tutte le linee fisognomiche, e questo viene fatto in punta di pennello. Può essere il colore rifinito nel caso di errori o e si va a rifinirlo con questa punta metallica. Si fa una prima cottura con questi tratti neri che sono i tratti fisognomici, gli elementi decorativi, i panneggi. Ecco, si mette in forno, si cuoce una prima volta, con una seconda cottura usando una grisaglia che non sarà più nera ma bruna rossiccia e che viene stesa a velatura per fare quelle ombre, per l'ombreggiatura. Ecco, anche qui, dopo che si è finito il lavoro, si mette in forno una seconda volta e questo, diciamo, è il risultato finale. E questo, una volta cotto, praticamente non è più tolto. Da questo passaggio poi si passa alla legatura. Ecco, usiamo un cartone per avere un riferimento preciso, perché poi l'antello dovrà avere una misura predefinita, perché andrà montata su un telaio in ferro, saldato
parte per parte, e per cui il lavoro è lungo, estremamente complesso. Sì, ma ogni vetro viene tagliato a mano? Sì. Ah, sì. Sì. Ci si può aiutare con delle mole a punta diamantata, ma ecco, interessante, quando facciamo le visite guidate mettiamo anche a confronto le tecniche di lavorazione antiche, perché non potevano usare strumenti elettrici, ma lo stesso taglio dei vetri, che adesso viene fatto con una punta diamantata, veniva fatta con un ferro arroventato, che poi andava supportato da un grisatoio, che è un ferro con una forma particolare, che riusciva a rifinire smussando i bordi dei vetri fino ad arrivare alla misura precisa della tessera. Ecco, gli stessi forni, oggi abbiamo dei forni piani che permettono di essere programmati al 10° di grado. Una volta tutto avveniva su base empirica, perché non c'erano strumenti che potevano controllare la temperatura, e veramente avevano un'abilità incredibile nel riuscire ad arrivare alle giuste temperature. In questo caso veniva fatto un foro nella muffola del forno, all'interno veniva messo un vetro in orizzontale, 650 gradi è la temperatura di rammollimento del vetro, per cui quando questo pezzettino cominciava a piegarsi dava l'indicazione della giusta temperatura. Però capite che tutto era veramente... Questo fino a quando? Le vetrate che abbiamo riprodotto sono del 1145, per cui le più antiche, le più preziose, ma fino all'invenzione degli strumenti elettrici è chiaro che tutto doveva essere gestito in questo modo. Ecco, proprio per questa ragione quello che noi abbiamo fatto è poca cosa rispetto a quello che 900 anni fa, con i mezzi che avevano a disposizione e le competenze, le conoscenze, hanno realizzato. Quanto mancano secondo lei le botteghe di una volta? Ma ormai abbiamo stabilito che tutto può essere replicabile, ci vantiamo di creare degli scanner che permettono di riprodurre perfettamente il Davide di Michelangelo. Ci dimentichiamo però che senza l'originale fatto da un uomo non potremmo riprodurre niente, per cui siamo destinati da qui in avanti, non producendo, non creando più niente di originale, a vivere riproducendo quello che è già stato fatto. Un'ultima domanda, voi siete tra i fortunati di avere un ricambio generazionale all'interno dell'azienda o... Al momento no, avevamo due nipoti che avrebbero potuto, ma poi hanno abbandonato, ma comunque, ripeto, diventa molto molto difficile, se non impossibile, continuare attività come queste. Anche noi stiamo sinceramente meditando se è il caso di proseguire o di, non dico mollare, ma insomma siamo tentati.